Io non sono dentro una struttura sanitaria. Il complesso immobiliare dell'ospedale dell'Angelo è nato con due strutture ben separate, una sanitaria e una commerciale, divisa da una piazza verde che è unita solo da una vetrata. Lei è convinto che il Consiglio di Stato il 13 maggio le darà ragione? Ma io sono convintissimo e mi dispiace che il TAR non abbia voluto entrare in merito di questa vicenda. Ha solo detto va bene quello che hanno detto gli avvocati del comune, l'avvocatura civica, che loro stesso a suo tempo quando sono entrato hanno detto che è incompatibile chiamare la zona dove sussistono le attività commerciali, non è di pertinenza della zona sanitaria, l'hanno detto loro. Dopo 2 anni adesso si mangiano le parole. Sotto c'è qualcosa. Se poi il Consiglio di Stato il 13 maggio anche lui si esprimerà come il TAR e come il Comune, io sono pronto ad andarmene. I suoi concorrenti dicono che lei gode anche di un appoggio da parte del personale sanitario dentro l'ospedale. Questo assolutamente sono menzogne. Io lavoro in maniera professionale, come mio papà mi ha insegnato, in maniera onesta e in maniera corretta. Le hanno dato questo spazio proprio perché per dare anche dei prezzi politici ai funerali? Certamente, questa è stata la volontà dell'ex direttore generale Antonio Padovan, che ha voluto proprio questa agenzia per dare un po' di calma a quella categoria, sì, quei prezzi che svariavano dalle 10.000 euro, 7.000, 8.000, 5.000. Un funerale, ve lo garantisco, con 2.000 euro si fa un bellissimo servizio professionale, quindi è nata appunto per dare questa calmata a certi impresari.